premessa fondamentale che come al solito il fine settimana ha prodotto dati, avete visto ieri ad esempio erano 38 decessi, oggi avremo un recupero di quello che è stato caricato ieri, e anche sulle terapie intensive poi vi farò vedere c'è stato un errore di carico di almeno 10 postazioni in più, per cui poi vi consegno diciamo un dato di giornata vero, solido, fatto stamattina dal dottor Rosi. Allora, innanzitutto poi ci sarà la dottoressa, l'assessore Lazzarini, che vi parlerà dell'incontro che ieri ha avuto sulle farmacie, quindi avete i primi dati di tamponi sulle farmacie e medici di base, anche con l'incidenza della positività sui tamponi fatti. Totale di tamponi, guarda, facciamo anche veloci. Alla mia destra ci sono i molecolari, alla mia sinistra i rapidi, sono 3.493.231 molecolari, 2.141.512 rapidi. In soldoni abbiamo sostanzialmente fatto 52.671 tamponi. 52.671 tamponi. E qual è l'esito? Abbiamo trovato, come vedete si sta abbassando, 2.134 positivi con un'incidenza del 4%. Considerate che la media nazionale è adesso sul 15, 14, 15. E il dato, allora capite che se lo ripetiamo per chi ancora non avesse udito e capito, che se andiamo con questo dato sicuramente siamo i più alti d'Italia, ma la nostra incidenza è del 4%, la media nazionale sarà del 14% e ci sono un sacco di regioni che sicuramente hanno un'incidenza più alta. Non è un merito, vi dico come si legge il dato. 289.000 sono i positivi in questo... guardate, se vi serve, ho visto che ieri avete apprezzato. Eccolo qua il dato. Così. Allora, 289.835 dal 20 poveri. Attenzione che i numeri non sono proprio perfetti, ho l'obbligo di dirvelo. Totale sono 3.419, area critica e non critica, cioè terapie intensive e area non critica, così distribuite. Scusate un attimo. 3.028 in area non critica e 3.91 in terapia intensiva. Considerate che già questo 3.91 a meno 10. E vabbè, il bollettino di stamattina che avete in mano ha questo errore. C'è stato un errore nel carico, mi dice Rosi, nel veronese, ma sempre dovuto al fine settimana. Giustamente i medici devono fare i medici, non fare i burocrati, e quindi se hanno, cioè, i tempi li capiamo e ci mancherebbe. Tanto è vero, beh, dopo ve lo dico, i morti anche qui ovviamente abbiamo recuperato tutto il fine settimana, il lunedì come vi dico sempre è così, quindi oggi abbiamo 166 ma non sono delle ultime 24 ore. Ovviamente nel bollettino nazionale oggi avremo 166 morti. 7.593. I dimessi sono 12.031. I vaccini, sono arrivate le dosi anche stamattina, siamo al 96,30% di vaccinazioni già fatte rispetto al nostro magazzino, ovvero 76.471 veneti hanno avuto la vaccinazione. Sostanzialmente sono case di riposo e ovviamente gli ospedali. Magari sì, che iniziamo anche a mettere da parte, perché capite che adesso avremo il tema dei richiami al 21° giorno. I primi li abbiamo fatti il 27, quindi siamo praticamente a ridosso del primo richiamo per quelle famose 800 dosi, 875 dosi che avevamo il 27, il Vax Day, cioè il giorno del vaccino. Vi dicevo prima, ecco, questa è una curva che mi ha dato il dottor Rosi delle terapie intensive. Ve lo posso anche dare, dopo ve la do, e qui avete il numero, sono 342 terapie intensive in questo momento, la punta avevamo avuto 401. Quindi lo scollinamento ad oggi, perché domani potrebbe essere a 420, 430, ma lo scollinamento è avvenuto a 401 postazioni e oggi a 342. Abbiamo in questo momento 97 terapie letti di terapia intensiva liberi.
Cosa è successo? Considerazioni. Allora, le considerazioni sono presto dette. Come diciamo tutti i giorni, tanto se guardate i dati nazionali, vedete che le regioni stanno crescendo. Vedete che si sta inasprendo la situazione, che le curve non sono assolutamente verso il basso. E io e i nostri tecnici possono dare delle prospettive. Può essere che per noi ci sia una direzione, può essere che per noi ci sia una direzione in calo, magari perché abbiamo passato l'onda, diciamo, importante quando altri non ce l'avevano. Può essere che ci sia un'inversione di tendenza repentina e si torni su. È accaduto già in alcune regioni. Vi ricordo ad esempio che quando si parla di tasso di ospedalizzazione, cioè percentuale di malati sulla popolazione, noi siamo la 6ª regione in Italia, ci sono ben 5 regioni davanti a noi. Lo dico perché, per dare una dimensione, non perché siano meno bravi, per dare una dimensione che il virus si sta veramente facendo sentire. Peraltro, in realtà, dove ci sono state restrizioni che noi non abbiamo fatto, vorrei anche ricordarvi questo. Cioè, mi spiego, ci sono tassi di ospedalizzazione più alti del nostro in regioni che hanno fatto restrizioni che noi non abbiamo fatto. Lo dico a titolo informativo per far capire quanto variegata sia questa questione. Il tema di un virus mutato è ormai una realtà, non sappiamo ancora se l'effetto che ha avuto in Germania o in Gran Bretagna si trasferirà anche nel nostro paese. Di certo la preoccupazione c'è ed è una preoccupazione reale. Allora, io vorrei essere chiaro, perché qualcuno magari comincia a dire ma state facendo terrorismo, ma qua... Allora, questo è un punto per informare i veneti che vogliono essere informati. Se scegliessimo il liberi tutti, se il governo decidesse di dire boh, non faccio più nessuna attività di prevenzione, come giustamente dice Flor, per tutelare la salute di chi è sano, è bene spiegare ai cittadini che il problema non è che dobbiamo sostenere chi vende i farmaci, le multinazionali, ste robe. L'unico problema che noi abbiamo, ce n'è uno di natura etica e morale, che è quello di evitare che persone inermi e fragili si contagino in virtù di un comportamento non corretto di altri. E l'altra, non irrilevante, che non c'è una sanità al mondo che non vada in crash, che non vada allo schianto davanti a una situazione incontrollata. Io capisco che se guardiamo fuori, oggi c'è il sole, io ho fatto l'autostrada per venire qua, c'è traffico e la vita sembra normale, ma abbiamo 3.400 persone ricoverate. E non è neanche vero, come dice qualcuno, cosa sono 3.400 persone su 5 milioni di veneti. Sono che se vai in tilt all'ospedale, i 5 milioni di veneti rischiano di trovare le porte chiuse quando hanno bisogno. Non è il nostro caso, però oltre un certo limite non c'è una sanità che può tenere. Lo dico perché ho l'impressione che a volte si diano 3.000 letture a cose molto semplici. Dopodiché il tema dell'economia è un tema cruciale. Lo dice uno che ha sempre difeso, e l'ho dimostrato con ordinanze avventurose nelle aperture, ho sempre difeso, come si può, il diritto all'impresa, all'occupazione. Abbiamo fatto come governatori la richiesta al governo di provvedere subito ulteriormente ad altri ristori. La situazione non è di certo facile e comprendo fino in fondo la preoccupazione, la disperazione e la rabbia di molti che vorrebbero poter aprire il bar, il ristorante e le loro attività. Di certo anche il punto di equilibrio potrebbe essere rappresentato da ristori veri, solidi, alla tedesca. E il vero punto di equilibrio è uscirne velocemente da questa tragedia. Vi ricordo che siamo davanti
a un virus che è influenzale, parainfluenzale, che dipende molto dal tempo, cioè dalla stagionalità. Aprile ne siamo usciti velocemente perché poi è 21 febbraio, 21 marzo e poi è arrivata la primavera e il caldo, insomma in 3 mesi l'abbiamo risolta sta partita. Adesso noi siamo dai primi di ottobre che si va avanti, quindi ottobre, novembre, dicembre e stiamo chiudendo anche gennaio, sono 4 mesi. Contiamo moltissimo sulle vaccinazioni. Più vaccini ci danno, più veloci siamo a vaccinare tutti i veneti. Saremmo a vaccinare tutti i veneti. Guardate, abbiamo dei casi, anche ieri ho chiesto che venga fatta la sequenziazione, abbiamo avuto una segnalazione, insomma, di 3 familiari, 52 anni terapia intensiva, una quarantina d'anni un decesso e il terzo familiare terapia intensiva. Sono delle cose inspiegabili. E quindi lì ho avuto per caso questa notizia che mi è stata data. Mi è stata mandata con un messaggio, no? Guarda cosa fa il virus. E ho chiesto subito che si vadano a recuperare i tamponi di questi 3 cittadini per provare a sequenziare, a capire se c'è qualcosa di diverso. Cioè non è normale che in una famiglia accada questo. Cioè un decesso di un 40enne, un 50enne intubato e il terzo familiare intubato. E ci sono molte cose che non riusciamo a spiegare, Sono tutti magari esperti della soluzione miracolosa, della pozione magica, ma la verità è che il mondo intero è nel caos con questo virus. Allora, gli stupidi saranno tutti qua in Veneto, ma vedo che anche in giro per il mondo, cioè, scusatemi l'espressione, non se ne viene più fuori. Vi ricordo che la Germania ormai ha iniziato le restrizioni col lockdown, non la zona rossa, il lockdown il 16 di dicembre. E non si sa quando toglierà il lockdown, così come vi dicevo ieri a Gran Bretagna. Perché vi dico tutte queste robe? Perché è giusto che i cittadini sappiano che stiamo lavorando su questo fronte e noi contiamo che la vera via di uscita sia il vaccino, perché non abbiamo altre luci in fondo al tunnel. Non possiamo sperare che questo tema si risolva da solo. Si risolverà da solo, ma con dei tempi che sono tempi della natura. Professor Palù, che vi annuncio già, sarà qui, mi ha dato conferma la scorsa settimana, sarà qui venerdì mattina, verrà qui, interverrà sui vaccini e sarà a disposizione per domani, dice guarda, mediamente queste pandemie nella storia, magari glielo chiederete venerdì, durano un paio d'anni. E quindi il primo anno ce lo siamo fatto, il secondo cerchiamo di fare in modo che non ci sia perché facciamo il vaccino, perché nella storia non avevano il vaccino, in molte pandemie che sono citate nei libri di storia. E avremo un incontro ancora con il governo per il DPCM. C'è questo tema del ministro che ieri ha introdotto il tema di un valore di introdurre una classificazione a rischio alto, no? Come si dice, e uscendo da sto tema dell'incidenza, perché l'incidenza, se non è uniforme la pratica dei tamponi in percentuale sulla popolazione di ogni regione, è impossibile calcolarla. Fra l'altro vi ho fatto preparare un lavoro che sarà pronto in giornata con l'incidenza calcolata per ogni regione in percentuale e poi anche la percentuale di tamponi che quella regione ha fatto sulla popolazione. Quindi vedrete l'incidenza che sarà così, dove è così con i tamponi, sarà così, dove è così con i tamponi. Cioè è direttamente correlata al numero di tamponi che fai. E quindi ve l'ho fatto preparare con una tabella e anche con un grafico, in modo tale che avete uno spaccato di perché si fanno questi discorsi. Ma il ministro stesso ha detto che con queste condizioni non possiamo valutare un parametro come questo. L'ho sentito anche stamattina e quindi niente, ho sentito anche il dottor Arcuri rispetto ai temi delle forniture, ci confermano i vaccini, quindi non ci sono problemi nella fornitura dei vaccini. Sapete, noi siamo un po' preoccupati perché abbiamo i richiami. Stanno arrivando i primi, anzi sono già arrivati i primi Moderna, non sono ancora arrivati, comunque arriveranno le prime microdosi di Moderna perché su 100.000 dosi di gennaio a noi ne toccheranno quante? 8.000 forse, se noi calcoliamo più o meno l'8%.
e poi a febbraio saranno 600.000 e poi si dice 1 milione al mese. Speriamo che si risolva il tema AstraZeneca, perché AstraZeneca ci permetterebbe di fare una vaccinazione di massa e una diffusione della vaccinazione di massa, cioè avere più fronti vaccinali, perché è un vaccino gestibile come quello influenzale, e quindi medici di base, farmacie, insomma tutto quello che scende in campo. Quali sono i tempi? Vi ricordo che in 2 mesi, grazie alla grande rete vaccinale del Veneto, i medici di base, tutti coloro che sono messi a disposizione, noi abbiamo fatto 1.332.000 vaccini in 2 mesi anti-influenzali. Fateci che magari ci mettiamo un po' di più gas nella macchina e c'è un po' più di volontà a correre. Considerate, diamo per scontato, scusatemi, che un 20% dei veneti magari non se lo faccia, quindi siano 4 milioni, vuol dire che in 4 mesi dovremmo comunque riuscire a farlo. Se ne facciamo un paio di milioni ogni 2 mesi, 4 milioni in 4 mesi. Potrebbe essere verosimile se oggi avessimo un magazzino che per l'estate, inizio estate, si sia fatto sostanzialmente giro di boa. Però a 40.000 vaccini a settimana, cioè arriviamo a settembre, cioè il programma è di fare l'ultimo trimestre dell'anno per chiudere tutte le vaccinazioni. Cioè un recupero di 6 mesi sulla tabella di marcia per noi significherebbe vita per i territori, attività produttive e anche mentale, no? Libertà in generale, perché comunque stiamo vivendo da segregati e questo è un dato concreto. Se avete domande poi vi lascio l'assessore Lanzarin, che ha un bel aggiornamento fatto con dati su quello che stiamo facendo. Tosatto, Marchiori. Volevo solo dirvi una roba. Questa non è, vi chiedo solo di non dare la diffusione con è finita, avanti tutta, adesso siamo. È semplicemente un'informazione di giornata. Domani potrebbe essere così la curva. Però sono esattamente 11 giorni. 11 giorni che hanno questa tendenza. Carlo, te la do? No, l'ho già diffusa. Grazie. Prego, Filippo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Intanto le chiederei un attimo di chiarire questo cronoprogramma sui vaccini, nel senso che siccome noi abbiamo segnali, in realtà, ma non insomma noi, abbiamo segnali in generale di una penuria di vaccini rispetto al fabbisogno complessivo del Paese, per varie ragioni, insomma il mercato internazionale, i produttori, insomma quello che è, vabbè, l'impossibilità anche di fare accordi bilaterali a quello che sembra. Realisticamente, cioè contando sui vaccini di cui potremo disporre, più che sperando che ne arrivino di più. Il cronoprogramma, lei ci aveva detto che si sperava che entro l'estate la copertura fosse assicurata. È confermato questo? Sì, confermo che con questa dotazione, fornitura settimanale costante, il programma che le regioni si sono date è di chiudere la vaccinazione con le ultime categorie. Guardate, vuol dire, per capirci, che gli over 70 ad aprile saranno tutti vaccinati nella peggiore delle ipotesi. Ma pensare che anche l'ultimo cittadino dice io volevo il vaccino, ho 12 anni, e questo lo si può garantire con questa fornitura a settembre, nell'ultimo trimestre, fine settembre. Questo è il programma che abbiamo avuto dal governo rispetto alle forniture. Però ci sono delle varianti positive. Nel periodo di Covid ci sono anche delle cose positive e non positive, no? Nel senso che abbiamo contezza del fatto che sul mercato non ci sarà solo Moderna, ma dopo la dichiarazione di OMS, che ho visto che nessuno ha valorizzato, di 4 giorni fa, io l'ho vista nei siti internazionali, che dice che in caso di necessità si può provvedere in urgenza a utilizzare AstraZeneca. Immagino che rappresenti un'apertura per l'utilizzo. Ma l'OMS ieri ha anche detto che entro il 2021 non ci sarà immunità di gregge. Non ci sarà l'immunità di gregge nel mondo, sono convinto anch'io, in Italia e soprattutto in Veneto spero velocemente, nel senso che se la nostra comunità viene tutta vaccinata, l'immunità di gregge non si raggiungerà magari su vasta scala, però il vaccinato è vaccinato, vorrei ricordare. L'immunità di gregge va a coprire, diciamo, coloro che non si sono vaccinati, ed è fondamentale farlo, però
Intanto io provvederei a vaccinare chi vuol vaccinarsi, Certo. almeno li mettiamo in sicurezza. Mi perdoni, con la dotazione data il cronoprogramma prevede il completamento A settembre, fine entro settembre. settembre. Sì, fine settembre. Se invece se ci fosse un surplus di vaccini? La nostra allora, torniamo a ritroso. No, siccome io avevo in mente... La nostra capacità vaccinale con i vaccini in magazzino pieno, in 4 mesi li facciamo tutti i veneti. Cioè, 5 mesi mi rovino. Però prima dell'estate riusciamo a vaccinare tutti. Però ci vogliono i vaccini, ragazzi. Cioè, noi abbiamo 4.900.000 veneti che potenzialmente potrebbero chiedere vaccino. Beh, togliamo i bimbi, eccetera, però lo sappiamo che se guardiamo i ricoveri e guardiamo la stratificazione, quando noi interveniamo dai 40 anni in su, abbiamo dato una super copertura già alla comunità. Soprattutto parlo stratificazione sui ricoveri, perché è ovvio che poi il virus colpisce tutte le fasce d'età, ma i ricoveri noi l'80% dei ricoveri ce li abbiamo dai 50 anni in su. No, mi perdoni se insisto, ma siccome io avevo in mente questo dato, entro giugno copriremo la popolazione. È impossibile con questa fornitura. Con questa fornitura è impossibile. Però siamo fiduciosi perché se... Cioè, la macchina sarebbe in grado, ma con queste forniture... Vi ho dato il dato, guardate, 1.300.000 vaccini in un paio di mesi. Tutti, assieme ai medici di base, a tutti per carità. Quindi ipotizziamo che la macchina venga rinforzata perché tale è. Arrivi anche a farne 1,5 milioni, per dire, in 2 mesi vuol dire che in 6 mesi ne fai 4,5 milioni, ma 4,5 milioni vuol dire aver vaccinato tutti i veneti. 2 cose, vado veloce e concludo. Ci segnalano questa iniziativa da un gruppo di ristoratori che sembra che abbiano raccolto 50.000 adesioni, che in segno di protesta vogliono fare un pranzo e una cena aperti a tutti. Ne ha sentito questa cosa? Non so nulla. E l'ultima cosa invece che le chiedevo è un po' che non parliamo dell'algoritmo, del modello della regione, cosa sta segnalando in questo periodo? Guardate, io l'ho visto stamattina, ho visto un po' di dati del SER, che fra l'altro ringrazio. C'è sicuramente un calo dei ricoveri. La curva delle dimissioni è maggiore di quella dei ricoveri. È da un po' di giorni così. Cioè, noi prima vedevamo la curva dei ricoveri che era a questo livello, le dimissioni a questo livello. Vuol dire che il delta era per noi pesante perché dimettevamo meno persone, liberavamo meno letti di quelli che ci servivano ogni giorno. Oggi invece liberiamo più letti di quelli che ci servono, tradotto in soldoni. Questo sta accadendo da un po' di giorni. Dopodiché, ragazzi, se abbassiamo la guardia ci mettiamo un istante attorno a su. Punto. A me spiace che ci sia qualcuno che pensa che questa sia ancora una farsa, che sia un'invenzione dei marziani o altre robe del genere. Io penso solo che se non avessimo gli uomini e donne della sanità che abbiamo noi in Veneto e l'organizzazione che noi abbiamo dato a questa sanità, oggi avremmo pazienti a terra. Nel senso, a terra significa non presi in carico. Se Filippo ha terminato, Marchiori, Giacomuzzo, Prigioni. Sì, buongiorno Presidente. Toccando prima la tematica economica, a corredo della domanda del collega Tosato, volevo chiedere invece cosa ne pensa dell'iniziativa lanciata da un imprenditore di Pesaro, cui però si sono uniti migliaia di altri imprenditori, di riaprire le saracinesche, quindi contro le restrizioni, a partire da venerdì, di bar e ristoranti. Cioè, guardate, io non esprimo nessuna considerazione, cioè, capisco fino in fondo la loro disperazione. Se avessero i ristori sul delta del fatturato che perdono rispetto al mese dell'anno precedente, penso che nessuno starebbe qui a parlare di riaperture. Il governo può solo fare una cosa, mandare i ristori. Finora di tutti gli imprenditori che almeno noi abbiamo sentito, nessuno li ha ancora ricevuti e stiamo parlando di ormai chiusure da marzo. Sì, ne abbiamo parlato 1000 volte di questo tema.
Va bene, per quanto riguarda invece la questione dei vaccini, ci è arrivata una domanda. Il personale che lavora, il personale esterno che lavora per le aziende sanitarie, tipo il personale delle pulizie o la vigilanza privata, eccetera, viene vaccinato in concomitanza o bisogna attendere prima la conclusione di tutto il personale sanitario e poi si passa al personale? Quello che noi avevamo fatto era su tutto il personale che era dentro gli ospedali. Sì, non Ok, c'è quindi una anche se è esterno, ma Certo, lavora certo, all'interno. certo, Ok. pulizie, mensa, insomma, ecco. Il calcolo era complessivo. Forse forse per rispondere a questa domanda, il tema della priorità è dato dall'esposizione al rischio. Sì, Quindi è ok. probabile che la cooperativa delle pulizie Ok. dica a me nessuno ci ha contattato, però è altrettanto vero che hanno iniziato le terapie intensive, le malattie infettive, del pronto soccorso. Forse questo è il problema che hanno. Ma Ok. tutti, e così vale anche per le case di riposo, Sì. stessa roba. Ok, e poi solo un'ultima domanda. Il caso che ha citato prima della famiglia in quarantena, che provincia riguarda? No, guardate, è un fatto di Non si può privacy. dire. Ok, Mi va fermo bene. qui. Grazie. Posso garantire che sono giovani, ho dato anche qualche data di Sì, nascita sbagliata, ma sono giovani. Ok, grazie. Cristina Giacomuzzo, scusa, il giornale di Vicenza ci dimentichiamo sempre di dirlo, soprattutto io. Grazie. Grazie. Presidente, le volevo chiedere, ma i vaccini, un altro lotto di vaccini è già arrivato allora? Sì, Perché oggi. 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 Di quanto parliamo allora? Di quant'è? 38.000, Altre 40.000. Sui In 40. anticipo perché doveva arrivare giovedì o venerdì, stando al programma. Ma sentite, se ci arrivassero tutti i giorni 40.000, ci organizziamo per 40.000. Considerate che noi abbiamo tirato la macchina in questo periodo anche a 9.000 vaccini al giorno. Però, perché abbiamo quelli? Cioè, no, se ne avessimo di più. Dopo vi dico che Pfizer ha un problema, che è quello della gestione, da meno 80, riscaldarlo a temperatura di frigorifero, distribuirlo, e poi dopo 4 giorni da buttare via. Cioè, bisogna farlo. C'è un po' complicato. Al diluente, cioè, insomma, non è pronto un fast, no? Dove tu lo prendi e via inietti. Il presidente della Toscana, che è ora in fascia gialla, ha riaperto le scuole e ha come trasporto pubblico deciso l'ingresso differenziato in modo tale da evitare assembramenti dei ragazzi. È un'ipotesi che in vista del 1° febbraio si potrebbe valutare anche qui. Ma è già stata valutata, però il campo non è praticabile, da quello che mi dice l'assessore De Berti, dal confronto fatto con l'ufficio scolastico regionale. E c'è proprio un problema di concatenare, e poi vedremo quale accordo ha fatto Ma perché siamo troppo grandi o siamo troppo piccoli? Guarda, non te lo so dire, vedremo anche se c'è qualcosa di innovativo in questo accordo, però vorrei ricordare che noi non abbiamo chiuso le scuole, perché ormai qua si fa polemica su tutto per i trasporti, perché gli atti ci sono i piani di trasporto con gli accordi già fatti molto prima di sta roba qui. E non lo dico io, fatevelo dire dai prefetti del Veneto, cosa volete che vi dica? Il problema è che vedete che noi eravamo i primi a chiudere le scuole, sembrava che fossimo di fuori di testa. Praticamente quante regioni ci sono che le hanno aperte? 3 regioni in Italia, mi sembra di aver capito. E poi le chiedo solo un'altra precisazione. Prima, parlando degli incontri con il governo, abbiamo capito l'indice è stato completamente abbandonato. Quale altro tema di classificazione? Ma si parla solo l'RT o c'è qualcos'altro? No, c'è l'RT e poi si parla di rischio alto, cioè nel senso che poi c'è sempre una classificazione che l'Istituto Superiore della Sanità dà ad ogni realtà regionale e dice, boh, lo scenario è dice no, sei zona gialla, però il tuo rischio, ci sono i 3 scenari, c'è un rischio alto, cioè vi faccio un esempio banalissimo, medio, alto, basso. Quelli che hanno rischio alto scattano eventualmente con una colorazione di zona, però è tutto in fieri, cioè nel senso che ne ha parlato ieri il ministro, non sappiamo cosa il governo elaborerà nel DPCM. Considerate che fino a giovedì è tutto in discussione. Prigioni.
Buongiorno a tutti, Buongiorno. buongiorno Presidente. Volevo sapere sui vaccini, le La persone la vaccinate. testata, Ah, scusa. scusate, delle Padova 7 Gold. Se ci sono state particolari reazioni avverse nelle persone vaccinate oppure se è stato ben tollerato da tutti. A noi non a tutte le- risulta. Ci può essere stato, no, cioè, A parte gli effetti che insomma potevano essere Appunto, quelli conosciuti, appunto. esatto. No, però nessuna reazione allergica particolare. a noi non risulta. Grazie. Bone. Corriere del Veneto. Allora, due domande. Buongiorno. Presidente. La prima, buongiorno. Sul tema dei ristori, è possibile, allora, c'è la crisi in atto di governo, questo è evidente, e questa crisi è chiaro che andrà a impattare su tutti i passaggi che dovrebbero portare i ristori, no? Scostamento di bilancio e quindi il decreto. Negli incontri col governo vi è stato dato un timing, cioè vi è stata data una prospettiva? C'è stato dato alla luce anche della nostra richiesta formale, il timing è immediato, ci hanno detto, col DPCM, con un provvedimento affiancato al DPCM che sarà un decreto legge. Dopo lo scostamento di bilancio, ma penso che il problema non sia lo scostamento o altro, bisogna fare ste robe. Giustamente come dici tu, c'è il grande tema anche di una crisi di governo che qui a metà strada non so che evoluzione avrà, perché sinceramente non sto seguendo ste robe. Quindi quello che vi hanno detto è che sarà fatto un decreto legge in concomitanza con il DPCM del Sì, 15. a ridosso per i ristori di questo nuovo periodo. Sì, poi guardate, se il ristoratore dice che vuole aprire, al di là dell'aspetto epidemiologico e sanitario che ci preoccupa, degli assembramenti eccetera, però dall'altro è un grido d'allarme, cioè è una richiesta d'aiuto, perché se tu mandi a casa il bonifico con l'IBAN in base al fatturato, cioè penso che nessuno abbia, è comunque un sacrificio, ma uno dice vabbè, mi arriva il delta sul fatturato rispetto al mese dell'anno precedente, perché ancora a gennaio dell'anno precedente non c'era il Covid, quindi possiamo calcolarlo velocemente, o dicembre. Non so, cioè, il tema dei ristori è fondamentale. Ok, e l'altra domanda, non so se può rispondere lei o magari l'assessore Lanzarin, sul tema dell'influenza. Volevo capire un po' a che punto siamo con l'influenza, Non se ce abbiamo n'è. dei dati. Zero. Ma guarda, ho letto anche degli articoli sulla stampa straniera che si parla addirittura di una competizione, no? Cioè si dice questo virus uccide l'altro. Poi non so, lo chiederemo al professor Palù, perché penso che anche il ruolo della nostra protezione delle mascherine conti molto per il virus influenzale. Abbiamo fatto tante vaccinazioni, altro aspetto non irrilevante. Sì, molto di più degli altri. Il doppio. Sì, 1,4 milioni quasi di influenza contro le 800 degli anni precedenti. Ci abbiamo avuto molte più adesioni, anche perché molti cittadini hanno pensato giustamente alla copertura, no? Dice non vorrei mai prendermi il Covid e anche l'influenza. Quindi questo, Marco, però venerdì veramente sarà un bel incontro, ci sarà il professor Palù, queste domande le faremo direttamente a lui. E spero ci dia anche magari un'anticipazione su AstraZeneca, che non sarebbe male. Ma noi siamo orgogliosi di avere il professor Palù all'AIFA che ci fa far bella figura, fra l'altro. No, abbiamo messo un uomo del vaccino nel momento storico del vaccino. Altre domande? Chiudiamo qui. Io passerei, allora, vi ringrazio, vi saluto, ho una videoconferenza, lascio al Sole Lanzarin, vi parlerà anche dei temi dei tamponi, farmacie, medici di base e l'incidenza, anche qui molto bassa. Grazie, buon lavoro. Ringraziamo il Presidente. Assessore, prego. Già distribuita a tutti. Sì, allora, buongiorno. Allora, ieri abbiamo fatto l'incontro con i medici di medicina generale, era un incontro per restituire i dati rispetto all'attività di effettuazione dei tamponi che loro stanno facendo e quindi per capire effettivamente come sta andando.
È stato un incontro importante, anche molto positivo, perché poi abbiamo anche iniziato, non abbiamo iniziato il confronto, ma ci siamo rinviati a un tavolo specifico sulla vaccinazione, no? È chiaro che i medici di medicina generale, i medici di famiglia saranno coinvolti nella vaccinazione, ci sarà quindi un accordo specifico su questo. Non sappiamo se ci sarà un accordo nazionale. Dicono che c'è stata un'interlocuzione tra il ministro e il livello nazionale, appunto, dei medici di famiglia, però in qualsiasi caso noi faremo un accordo regionale in cui appunto definiremo modalità per quanto riguarda la vaccinazione, che chiaramente seguirà un po' quella per la vaccinazione anti-influenzale. È altrettanto chiaro, e con loro insomma sono concordi, che potremmo mettere in atto insomma questa cosa, intanto lavoriamo agli accordi, solo nel momento in cui avremo vaccini, ma soprattutto abbiamo un vaccino, come diceva il Presidente, AstraZeneca, che non ha bisogno della catena del freddo, non ha bisogno di particolari condizioni e quindi può essere anche somministrato da loro e anche da altri soggetti, insomma. Le farmacie sono state inserite nella finanziaria, c'è qualcosa che richiama le farmacie nell'ultima finanziaria. Si parla dei specializzandi per i vaccini, anche qui stiamo iniziando un'interlocuzione con i specializzandi, perché sono citati e potrebbero quindi anche loro insomma partecipare alla campagna di vaccinazione, come è anche previsto insomma anche l'utilizzo di persone in pensione, oltre al contingente che ci dovrebbe arrivare, però non ho nessuna diciamo così riferimento nuovo da darvi rispetto al bando nazionale fatto dal commissario Arcuri, no? Che l'ho detto l'altra volta, è un bando a cui hanno risposto 24.000 soggetti, molti più medici rispetto agli infermieri, si parla circa di 19.000 medici e 4.000 infermieri, la richiesta era inversa un po', però questa è stata la risposta. E saranno appunto personale che potrebbe arrivare alle regioni, però da marzo più o meno, insomma, forse qualcosa a febbraio, ma unità limitate, e poi a marzo, però è tutta da vedere insomma questa partita. Allora, per quanto riguarda i numeri invece con i medici di medicina generale, allora noi sì. Non ho un conteggio, non c'è un conteggio oggi definito, perché poi c'è anche una considerazione rispetto a non solo in base al numero di abitanti, stanno facendo una proporzione in base al numero di abitanti, ma anche in base un po' alle caratteristiche, insomma, come sono organizzate, credo che daranno anche in base a questo, insomma, le regioni, quindi non ho un numero. È certo che se arrivano persone, arriveranno soprattutto nei mesi di aprile, maggio e giugno, principalmente. A febbraio, a marzo poche unità, insomma non grandi numeri, ecco. Mentre da aprile, quindi i mesi di aprile, maggio e giugno, potrebbero arrivare invece più persone. Ricordiamo che anche in questo caso hanno risposto tanti medici, che però sono i medici che sono nel famoso limbo, cioè nel senso non sono entrati nella specializzazione, no? E sono quindi i medici che sono laureati abilitati ma non entrati nella specializzazione. E sapete che a fine mese inizia la specializzazione, come nelle USCA, ne abbiamo parlato con la dottoressa Ghiotto, e quindi potrebbero anche essere numeri che calano dopo se questi entrano nella specializzazione e quindi si devono spostare, però è tutto da vedere. Allora, i numeri che vi do rispetto ai tamponi, quindi sono numeri molto importanti che mettono in evidenza, credo che il Veneto, questo lo dico perché sentendo anche altri colleghi di altre regioni, sia l'unica regione che è riuscita ad avere questi numeri, ma soprattutto ad avere un coinvolgimento così forte da parte dei medici di famiglia. Quindi insomma questo è positivo e probabilmente arriva anche dal fatto che noi comunque abbiamo una tradizione di medicina territoriale, con le medicine di gruppo, con le medicine in rete, insomma che negli anni si è sviluppata e che quindi insomma ha dato i suoi frutti. E allora noi abbiamo, rispetto ai 250.000 circa tamponi consegnati alle USL, che poi tramite i distretti li distribuiscono i medici di medicina,
e sono, ricordiamolo, i tamponi Arcuri, per capirci, quindi quelli che ci arrivano dal commissario Arcuri, sì, prima, seconda generazione, insomma com'è, quindi sono quelli di Arcuri, e sono stati effettuati al 31/12 171.000 tamponi, quindi il 66% rispetto oggi al consegnato. Di questi 171.000, il 14% ha dato esito positivo e l'85-55 esito negativo. E 14% esito positivo e l'85,55 esito negativo. E sono state quindi emesse circa 122.000 provvedimenti contumaciali, ossia il provvedimento di quarantena o il provvedimento di isolamento. Quindi numeri, diciamo, importanti che denotano un'attività molto intensa e che effettivamente, insomma, rappresentano una parte del piano di sanità pubblica. E con loro c'è l'intenzione chiaramente di proseguire su questa attività. L'ho già detto, sapete che nell'ultima finanziaria, sono stati previsti 70 milioni a livello nazionale per la copertura dei tamponi da parte degli MMG, quindi a noi spetterà l'8% di solito, insomma, dei 70 milioni, quindi fate conto, insomma, più o meno noi di solito abbiamo l'8,5, l'8% dei 70 milioni, insomma, quindi penso sarà una cifra di questo tipo. Adesso vedremo, ma comunque, insomma, capiremo una volta che ci sarà dato e avremo, insomma, contezza di questo, per proseguire anche anche nei mesi successivi. Ho anche i primi dati per quanto riguarda le farmacie, e questo credo che sia la novità. Allora, teniamo conto però, facciamo una differenziazione bene, ed è corretto farla. I medici di medicina generale chiaramente fanno i casi con sintomi e poi i contatti stretti, no? Quindi uno chiama il medico, va a fare il tampone perché ha sintomi e quindi il medico prescrive, insomma, fa il tampone, oppure i contatti stretti. Nelle farmacie vanno a fare i tamponi chi non ha sintomi e chi vuole fare una verifica, perché comunque è scritto nel protocollo, voi lo sapete, che deve andare uno che non ha nessun tipo di sintomi e quindi vuole fare, non so, ha un sospetto, però non è neanche stato un caso, non è sicuramente un caso stretto, perché comunque sarebbe stato contattato dall'MMG o dal SISP, però insomma. Allora, rispetto alle 1440 farmacie che ci sono in Veneto, oggi hanno aderito circa 200 farmacie, quindi hanno già dato all'USL, insomma, l'indicazione che sono organizzate per fare i tamponi con le caratteristiche che noi abbiamo inserito nel protocollo, che ricordiamo che devono avere uno spazio adiacente o comunque non che sia promiscuo, oppure durante il periodo di chiusura, quindi dove non ci sia, insomma, comunque promiscuità e personale. Devono trovare il personale infermieristico, quindi il personale sanitario, per somministrare il tampone. Il tampone il cittadino può andare senza nessuna prescrizione medica, quindi senza ricetta, e ha un costo di 26 euro. Questo, insomma, in soldoni è un po' l'accordo che avevamo stipulato. Allora, rispetto alle 1440 farmacie, 200 hanno già detto noi siamo in grado perché logisticamente abbiamo trovato il personale a fare tamponi, e il dato all'11, quindi a ieri, sì, oggi siamo il 12, sono di 4.023, scusatemi, tamponi effettuati. Di questi 4.023 tamponi effettuati, 268 sono positivi e 3.751 sono negativi. Quindi, insomma, vuol dire, insomma, che c'è gente che, insomma, va in farmacia per fare una verifica, un controllo, però si trovano anche dei casi probabilmente completamente asintomatici che sono positivi. Voi sapete che la farmacia deve comunque registrare nel nostro portale l'esito, e il caso positivo deve comunque dare raccomandazione di contattare il proprio medico di famiglia, ma parte in contemporanea anche la segnalazione al SISP, il caso positivo. Io avrei finito. Facciamo velocemente un giro di domande, se qualcuno ne ha. Filippo Tosatto, Il Mattino di Padova. Sì. Assessore, buongiorno.
Per quanto riguarda i medici di famiglia, la loro adesione è stata in quali termini? Insomma, in quali termini L'adesione è percentuali? al 90%, quindi quasi totale. Sapete che sono esclusi i medici che hanno problemi, patologie, oppure medici se ci sono appunto dottoresse in gravidanza, quant'altro, quindi però il 90%, insomma, quindi è un'adesione pressoché totale. Ecco, e per quanto riguarda la loro disponibilità alle vaccinazioni anti-Covid, leggevo che è vincolata alla venuta copertura vaccinale degli stessi medici, e questo è comprensibile, e poi all'arrivo di AstraZeneca, naturalmente. Ci sono altri requisiti che hanno posto? No. Allora, loro stanno, adesso io penso siano già, non dico completamente, però voi sapete che loro in questa prima fase sono inseriti, loro e anche i pediatri di libera scelta, e quindi li stanno vaccinando, quindi Certo. loro oggi stanno avendo la vaccinazione con il Pfizer. Per invece attivare la macchina di vaccinazione con loro, chiaramente c'è bisogno del vaccino, e soprattutto di un vaccino che sia insomma più facilmente somministrabile come AstraZeneca. Si dice, almeno io ho sentito anche il ministro anche l'altra sera, che dice che per fine gennaio dovrebbe esserci il via libera, no? Di AstraZeneca. Speriamo, siamo fiduciosi, poi sarebbe insomma più veloce, insomma, credo anche, no? L'arrivo. Credo auspicabile. Sì, siamo fiduciosi, però, come dire, nonostante l'efficienza della macchina, mi pare che le vaccinazioni dichiarate oggi dal Veneto sono 76.471, e il Veneto procede a una velocità che è tra le velocità maggiori in Italia, a volte il primo, a volte il secondo. Detto tutto ciò, non siamo ancora, mi pare, alla metà della prima fase riservata alle categorie ad alto rischio, quindi parliamo di numeri ancora molto modesti. Sì, noi la prima fase, sapete, avevamo stimato in 185.000, la prima fase. Poi c'è la fase con gli over 60, che sono i 350.000 circa, a cui vanno tolti, gli over 80, vanno tolti quelli che sono in casa di riposo, ma non saranno un po', insomma, sicuramente. E poi c'è la fase dai 60 ai 79 anni, che sono a 1.200.000 circa. Quindi è chiaro che stiamo parlando di numeri importanti. Però io credo, insomma, io ho visto, stiamo predisponendo anche un lavoro di tutti i piani che ogni singola USLA ha già mandato. Che cosa vuol dire? I piani di ogni singola USLA vuol dire che ogni singola USLA ha individuato in ogni territorio, nei bacini da 20.000 abitanti, piuttosto che i 50.000, piuttosto che i 100.000, insomma, come prevede il piano, logisticamente dove fare le vaccinazioni, quindi la palestra, il palazzetto, l'oratorio, insomma, quelle che sono queste strutture, e ha anche individuato il personale, insomma, quindi quanti medici, coordinatori che devono coordinare ad ogni unità vaccinale, quanti infermieri, quanti assistenti sanitari. Quindi noi siamo pronti su queste, le USL hanno predisposto tutti i loro piani. È chiaro che è tutto funzionale all'arrivo dei vaccini e a mettere in batteria poi la vaccinazione. Grazie. Scusa Filippo, altre domande? Giacomuzzo, Bonet Giacomuzzo, insomma, e Marchiori in conclusione. Grazie. Mi chiedevano una precisazione, se rispetto all'ultima circolare, quella di cui parlavamo ieri sull'uso del tampone, se quindi il medico di base fa il tampone a chi ha sintomi e risulta oltre l'80% negativo, il medico di base cosa fa? Rifà fare il tampone ogni 2 o 3 giorni? Lo rifà lui direttamente e manda a fare il molecolare? Su questo meglio che chiediamo a una parte alla Russo, insomma, perché su quella che è poi alla prossima appunto... occasione chiedo, grazie. Adesso glielo chiedo io quando salgo e poi te lo faccio sapere. No, rispetto ai numeri appunto, quindi... Bonet. Sì, prima domanda, sui medici di base, con loro continuano a percepire 18 euro a tampone, come d'accordo? Sì, non è stata rivista? No, non è stato rivisto, è un accordo nazionale, quindi continua a Siccome mi percepire ricordavo questo. che c'erano problemi di fondi a livello regionale. Allora, tutta la prima parte, che io non ho ancora contezza di cosa vuol dire economicamente, c'è la sommatoria, però voi sapete che tutta quella che sono stati erogati finora sono soldi che
comunque noi tireremo fuori dal fondo sanitario regionale. Non ho la quantificazione totale. C'è questa novità di questi 70 milioni in finanziaria, che quindi da gennaio in poi potremo utilizzare anche parte di questi 70 milioni in base a quello che insomma spetta il Veneto. Perché così un conto della serva, 250.000 tamponi, sono già 4 milioni e mezzo. No, saranno sui 5-6 milioni già, secondo me. 5 milioni, sì. Ok. Poi volevo sapere se invece sul tema delle vaccinazioni, i centri vaccinali sono stati individuati? Sì. Quanti sono? Cioè sono 10? E allora, secondo me dobbiamo... Per capire se è possibile pubblicare una lista. Allora, c'è la direzione di prevenzione, quindi la dottoressa Russo con i suoi, che stanno mettendo giù USL per USL i vari piani e tutto il resto. Eventualmente, quando abbiamo questo lavoro fatto, cerchiamo di fornirvelo anche a voi, cioè che ci sono anche logisticamente dove sono anche, cioè facciamo un lavoro anche con una cartina in modo che individuiamo eventualmente anche dove vengono identificati da un punto di vista logistico, però dovete darci insomma qualche giorno per ultimare il lavoro. Okay, grazie. Marchiori, chiudiamo. Prigioni? No. Sì, Assessore, buongiorno, scusi, solo una curiosità, forse l'ho anche persa nei giorni precedenti, ma volevo capire con quali criteri vengono distribuiti i vaccini nelle singole regioni? No, i criteri sono quelli appunto che sono dettati dal quantitativo. Nel senso a livello numerico, cioè le stesse dosi, oppure vanno in base al numero di contagi della popolazione? Volevo capire. No, il criterio è quello. Allora, ogni regione ha dato un quantitativo rispetto a questa prima fase. Noi abbiamo dato i 185.000 soggetti di questa prima fase che devono essere vaccinati, e poi in base ai vaccini che arrivano hanno fatto una percentuale. Adesso non ti so dire, ma questa è la... Ok, quindi la richiesta è partita fondamentalmente dalle regioni? Richiesta. Ci era stato chiesto dal commissario Arcuri in questa prima fase di dare il numero di quanti operatori sanitari degli ospedali e del territorio, di quante ospiti delle case di riposo, di quanti operatori delle case di riposo avevamo da vaccinare al 100%, e noi abbiamo dato questi numeri in questa prima fase. Ok, grazie. Cioè il governo dà la scansione e noi diamo i numeri. Grazie. Grazie a tutti, arrivederci.